E per il secondo anno vince l'edizione dell'Antinna a Mare. Ecco il vincitore dell'Antinna a Mare 2026 a Brolo. Ed il grande applauso. Cosa si prova per il secondo anno rivincere? Bello, Com'è stata questa edizione? bellissimo. Qual è stato il momento più difficile e quello più bello? Difficile all'inizio. A chi dedica questa vittoria? A tutti noi, dai. Il suo nome? Calogero Pintardi. Complimenti signor Calogero. Grazie. Ed ecco il vincitore. Il via alla tradizionale Antinna a Mare. Tutti pronti per lo spettacolo. Via! E tutto è cominciato così. E dal via questo grande momento. È ancora difficilissimo i primi giri, quindi la complessità è elevata. Arancione e blu, vuoi lasciare un po' di spazio? Sì. E tutti i concorrenti che non vedono l'ora di vivere questo momento. Abbiamo riposto tutte le nostre speranze in te, invece niente. Viola, la signorina! C'è una sola signorina, signorina, se vi volete avvicinare,
riuscirà a prendere l'antina. Calogero Vitanza. Aspettate Mario. Facci sognare Mario. Eccoci, eccolo. Un applauso a Mario che si è lanciato, è arrivato almeno a metà del palo, dai! È difficilissimo all'inizio, vero? Poi sì. Ed ecco il vincitore dell'Antina a Mare di Brolo 2025. E oggi tenterà di replicare la vittoria. Molta concentrazione. Solo la difficoltà è troppo elevata. Ma questa volta la che è lui, poi io e poi tu. E poi Flavio e tu. Simone Sciacca, Salvatore 40, Nino Fioravanti, Daniele Ricciardo, Sebastiano Giannitto, di nuovo la signorina Viola, Gabriele Muscarà, Alessandro Lorenzo, Sebastiano Giannitto, Viola Spanò. Vai Michele, Andrea, dopodiché Calogero Scaffidi, Mattia Sapienza, Porta, l'ultimo se la prendi. Attenzione Mattia che forza. Niente Calogero però. Giorgio Pirrello, Mattia Furio, Vittorio Adriano, Andrea Capitto. Francesco Saporito. Attenzione. 340, Nino Fioravanti, Daniele Ricciardo. Niente. Nino Fioravanti, Daniele Ricciardo. Ma qualcuno la prende. Quest'anno mi sa che non la volete prendere. Vai Bastiano. Su! Dai. Diglielo che non possiamo fare! Diglielo!
bravissimo. C'era quasi. Vai Andri! Vai! Mattia. Vai Francesco. E sempre più persone qui nella spiaggia di Brolo per vedere il prossimo vincitore. Amici di Bella Sicilia, è davvero un onore oggi regalarvi queste emozioni che noi viviamo in prima persona qui da Brolo. Meno pensare più andare, prendiamo Stantina, niente, non ho sentito niente. Equilibrio e niente. Saporito, Daniele Ballato, Simone Sciacca, Salvatore 40. Dai, non mollate ragazzi, non mollate. Più veloce! Vedo un piedino scivolare. Attenzione! Oppila! Viene Sebastiano! Dopo Sebastiano Gabriele, Alessandro! C'è un giro da carino! È la tecnica dell'infinita concentrazione, un unico punto fisso, quello della bandierina. E tra poco, amici di Bella Sicilia, avremo il piacere di vedere l'emozione del vincitore. Qui con l'Antinna Mare 2026 a Brolo.
E per il secondo anno vince l'edizione dell'Antinna a Mare. Ecco il vincitore dell'Antinna a Mare 2026 a Brolo. Ed il grande applauso. Cosa si prova per il secondo anno rivincere? Bello, Com'è stata questa edizione? bellissimo. Qual è stato il momento più difficile e quello più bello? Difficile all'inizio. A chi dedica questa vittoria? A tutti noi, dai. Il suo nome? Calogero Pintagli. Complimenti signor Calogero. Grazie. Ed ecco il vincitore. Prima di consegnare il premio a Calogero, che per il secondo anno di fila ha preso la bandiera, quest'anno ci ha graziato, l'ha presa al settimo giro. Io voglio ringraziare di cuore tutte le persone che ci hanno aiutato per organizzare questa bellissima manifestazione che ogni anno cerca di attirare più giovani possibili ad affezionarsi ai giochi di una volta e soprattutto a fare qualcosa per il nostro quartiere prima e per il paese dopo. E ringraziare gli sponsor che hanno dato la possibilità di svolgere questa manifestazione. Un grazie particolare al Comune di Brolo, al nostro sindaco, l'onorevole Laccoto, che oltre a supportarci e darci sempre una mano è sempre presente per incoraggiare i nostri ragazzi. Ringrazio anche Nicole, ancora una volta, il nostro speaker, Costanzo, che ogni anno con quel piccolo 16 fa cose. Esatto. E a Calogero, che speriamo che l'anno prossimo non viene più, così magari la bandiera la prende qualcun altro. Due parole. Intanto siete fantastici come associazione. Sicuramente come associazione siete fantastici perché avete tanto entusiasmo e preparate alcuni giochi come questo, che sono giochi veramente del passato. Abbiamo visto altre manifestazioni, è un gioco molto bello, attrattivo, e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, ma anche gli spettatori, perché questa è un'occasione perché Brolo possa offrire, oltre che naturalmente spettacoli, anche queste attrazioni e queste iniziative. Grazie a tutti voi. All'anno prossimo. Grazie veramente di cuore a tutti. Ci vediamo l'anno prossimo.